Convocato per il 21 dicembre un tavolo al Mise per cercare una soluzione per la Speedline. A 7 giorni dall'ufficialità di chiudere lo stabilimento entro un anno e portare tutto in Polonia, si è svolto nella sede della città metropolitana l'incontro tra i parlamentari veneti, i sindaci Brugnaro e Fragomeni, i sindacati e Confindustria. È un'avvertenza importante, ma è importante che la affrontiamo tutti insieme perché rappresenta un'azienda che ha un viatico territoriale, nel senso che è tra i territori di Venezia, ma coinvolge anche l'Alta Padovana e Treviso. Questo è fondamentale affrontarla insieme, non solo perché è un'avvertenza difficile come altre, ma perché coinvolge più territori nella regione Veneto. Adesso vedremo se riusciamo ad attivarci subito con un tavolo ministeriale, immaginiamo che la cosa venga fatta al più presto prima di Natale. Domenica 19 dicembre alle 11 a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala si svolgerà una manifestazione con la speranza di coinvolgere i parlamentari e riuscire a portare sul tavolo nazionale la questione Speedline, azienda leader nella produzione di cerchioni per auto di lusso che vede 605 posti di lavoro a rischio. In questo momento l'attenzione del Parlamento c'è non solo la legge finanziaria, perché poi qui bisognerebbe capire la proprietà, che tipo di criticità rileva nel mantenere questo stabilimento qua e quindi capire se all'interno di quel provvedimento si può fare qualcosa. Ma al tavolo hanno il provvedimento sulle delocalizzazioni, per i quali io credo che si potrebbero declinarli non in termini punitivi per le imprese, ma in termini positivi per mantenere le nostre eccellenze italiane qui sul nostro territorio. I sindaci della città metropolitana, della provincia di Padova e anche di quella di Treviso stanno facendo squadra. Tutti i sindaci in Villa Farsetti con la fascia, tutti in nome e per conto di un'azienda che potrebbe essere la vostra azienda, l'azienda di tutti. Speedline è un caso, non dovrebbe mai più succedere una cosa del genere e tutti insieme dobbiamo darci una mano.